Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus nel pieno rispetto di una piccola tradizione che riguarda la chiusura stagionale dei nostri Focus. Oggi è la penultima puntata di questa stagione di Focus. Chiaramente insomma riprenderemo a settembre con le puntate originali, ma in questa penultima puntata della settimana e della stagione, rispetto alla tradizione, parliamo di musica, parliamo di palcoscenici, tanti palcoscenici sotto le stelle, in una Sicilia meravigliosa che offre, che offrirà tanti luoghi per lo spettacolo, tanti spazi per la musica, per il teatro, per l'opera lirica. Attenzione però, cominciamo con un fenomeno, guardate. E ho perso voli. Forse il più grande concerto di sempre, almeno così è stato etichettato, ultimo a Roma, 250.000 persone, immagini da brivido, e adesso il brivido percorrerà il nostro paese per arrivare nel 2027 a Messina, nello stadio ormai diventato insomma il luogo della musica. Subito con Giuseppe Rapisarda, che saluto e che ringrazio per essere collegato con noi. Giuseppe Rapisarda Management, che ha un annuncio da fare immediato che riguarda Ultimo. Buon pomeriggio Giuseppe, ciao. Ciao, che devo comunicare? Liquidata la prima data in un paio di ore ieri a Messina, abbiamo aperto oggi la seconda data di Ultimo, che devo dire che ha già una sala d'attesa di circa 50.000 persone, per cui anche questa andrà in vendita immediatamente. Allora, polverizzati, però hai detto seconda data, dobbiamo darle queste date perché sarà il 28 e 29 giugno 2027, quindi sì, attenzione, cioè già polverizzati i biglietti. Sì, l'anno prossimo, chiaro. L'anno prossimo, è un fenomeno. Allora, parliamo subito di questo fenomeno, ma fammi salutare Giuseppe e anche gli altri ospiti di questa mia puntata. Vicino a me, qui in studio, il nostro Francesco Santocono, che oggi ci racconterà di un altro spettacolo sotto le stelle davvero particolare. Non potevo non parlare di Tutankhamon, l'opera lirica della quale ha firmato proprio il libretto Francesco Santocono, musiche di Lino Zimbone e ovviamente il marchio indelebile del grandissimo egittologo Zahi Hawass, è vero? Quindi esatto. Un appuntamento, diamolo subito quando è, così iniziamo. 29 agosto al Teatro Antico di Taormina. Teatro Antico di Taormina. E poi saluto un cantautore genuino, gentile, col sorriso aperto, mai pretenzioso, mai, ma solo desideroso di raccontare se stesso con la musica. Dario Greco, buon pomeriggio Dario, come stai? Buon pomeriggio Roberta carissima, che presentazione incredibile mi hai fatto. Grazie. Addirittura, mamma mia, per così poco. Allora ragazzi, che cos'ha di speciale questo Ultimo? Giuseppe, che cos'ha di speciale che è riuscito a fare questi numeri? Tra l'altro lui non è uno, no, che dice sai l'anno scorso ha fatto un concerto, è uno che si prende le sue pause. Bah, lo speciale è il seguito che c'ha, è il carisma suo e sicuramente la fanbase che è riuscito a creare attorno al suo fenomeno. E quindi, che dire, chapeau a un ragazzo giovanissimo che è riuscito a entrare nel Guinness dei primati, dei record, dei biglietti venduti, dei concerti più importanti comunque sicuramente in Italia, ma devo dire che forse ci sono dei record europei o addirittura mondiali, perché 250.000 persone in un'unica location non ci sono mai state per un unico concerto.
Senti, affluiranno ovviamente a Messina persone che arriveranno da tutta l'isola, ma immagino non solo, no? Perché comunque tanto Sud Italia confluirà proprio allo stadio, al Franco Certo. Scoglio. Sì. Il venduto fuori dalla Sicilia è intorno al 22-23% del totale venduto. Sugli 84.000 ci sono più di 2 per 8, 16.000 persone che vengono fuori dalla Sicilia. Quindi 16.000 persone che alloggeranno in Sicilia, che certo. passeranno del tempo in Sicilia, che spenderanno soldi nei nostri alberghi, nei nostri ristoranti, e quindi una ricaduta sul territorio molto importante. È chiaro, ricordiamolo sempre, no? È come il periodo in cui, insomma, la musica fermata dal Covid ha creato un disastro in tutto l'indotto della musica dal vivo, con tutto ciò che ha potuto comportare. Invece ritornare a fare questi eventi significa anche dare linfa al nostro territorio e al nostro commercio. Giuseppe, sarà un'estate ricca di appuntamenti. Ti va se Ricchissima. Bellissima, ricchissima. Mi fai vedere, anzi facciamo vedere al nostro pubblico una clippina che riguarda Jovanotti, che sarà a Palermo. Guardate, arriva Jovanotti. Bella Palermo! Sto pensando che non vengo a Palermo da tanti anni. Finalmente siamo tornati qua, quest'estate ci siamo e questa è una gran figata, perché mi piace a me la Sicilia, mi piacciono loro, mi piace il e a volte mi capita di dire che la Toscana e la Sicilia sono le mie 2 regioni d'Italia preferite. Senza fatica non si ottiene niente. L'ippodromo, se non ricordo male, sono 2 date, 29 e 30 agosto. Il 29 sì, siete concorrenti di Sant'Ocono di Tutankhamon, però siamo sul versante orientale. Due tipologie di pubblico diverse, due spettacoli diametralmente opposti. È vero. Due luoghi diversi. 2 cose incredibili nello stesso momento in Sicilia. È vero, perché questa di Tutankhamon sarà davvero una prima, no, mondiale, la possiamo definire una prima mondiale, insomma, è certamente uno spettacolo di grande interesse. Senti, Jovanotti, insomma, e tanti artisti del tuo cartellone sono per te, ovviamente, non dico giocare facile perché sono sempre grandissimi eventi, ma sei rodatissimo sui grandi eventi. Che estate sarà da questo punto di vista? Dammi qualche altra dritta. Un'estate meravigliosa per tutti i siciliani, soprattutto per Catania, con gli eventi di Villa Bellini che continuano, il cui festival a Villa Bellini continua a essere il terzo festival più importante d'Italia. Certo. Quindi il Summer Fest di Catania è ormai diventato centrale rispetto a tutti i tour nazionali e mondiali. E poi una interessantissima novità su Palermo. Sì. A parte al Teatro della Verdura, storica sede di grandissimi eventi, io farò Morandi prossimamente al Teatro della Verdura, ma poi farò 15 tappe del Notre Dame de Paris e l'apertura ai grandi eventi del Velodromo, che verrà come ospiti, tra gli altri, Sfere Basta, I Modà, Anna Pepe, Tony Boy, Salmo e tantissimi altri big della musica, ricordando che a Villa Bellini ci saranno Shiva, lo stesso Morandi passerà da Villa Bellini, quindi abbiamo un'estate veramente densa di grandissimi eventi. E finalmente, lasciato alle spalle il bruttissimo periodo del Covid, adesso possiamo siamo respirare, lanciatissimi al divertimento e allo stare insieme, al socializzare, al vivere in maniera pulita e all'incontrarsi in maniera sana. Io dico sempre che i concerti
sono il più bel posto dove andare a rincontrare gli amici. Assolutamente vero, Giuseppe, concordiamo penso tutti su questo argomento. Senti, grazie, io direi, lo dico alla mia regia, di mettere come tappeto, non di fragole, vista la canzone, tappeto di fragole, se mi vengono queste dritte così, ma mettiamolo insomma, Modà in sottofondo per salutarci. Tra l'altro lo ricordiamo, sarà proprio uno dei primi appuntamenti di luglio per te, 17 luglio. 17 luglio a Villa Bellini. A Villa Bellini, e il 24 al Velodromo di Palermo. Di Palermo, che è già sold out, per cui dico a tutti quelli che devono ancora comprare i biglietti di puntare su Villa Bellini, che sarà un evento meraviglioso. Grazie Giuseppe, un buon proseguimento di giornata e ovviamente insomma sentiamoci, ci fossero grandi novità siamo qui. Grazie, un abbraccio a Giuseppe Rapisarda. Ciao a tutti, grazie, ciao. Grazie. Allora, spettacoli completamente diversi, diceva Giuseppe Rapisarda, certamente insomma Tutankhamon è un'opera meravigliosa. Che cos'è intanto, spieghiamolo al nostro pubblico, questo tuo riferirti e ritrovarti dentro la scrittura di un libretto per un'opera lirica? È il frutto di un amore nei confronti dell'Egitto. Sì, è il frutto di un amore dell'Egitto. Se ripenso al momento in cui mi è stato affidato questo compito, un po' rido, perché tutto cominciò nel lontano 2017, quando presentai il mio libro al Cairo, al Museo Egizio, e l'ambasciatore mi chiese di scrivere un'opera su Tutankhamon. Il ministro della cultura fu. E io accettai subito, senza capire nel mio piccolo inglese di che si trattasse. Pensavo si trattasse di un'opera, di una tragedia, un po' come il Loto e il Papiro. Invece volevo un'opera lirica, ho detto oddio come faccio adesso? E fu l'ambasciatore dell'epoca, il dottore Cantini, che mi disse si cerchi un musicista e scriva un'opera su Tutankhamon. Io avevo appena conosciuto Lino Zimbone da poco, autore delle musiche, diciamo. Sì, che è l'autore delle musiche. Gli chiesi la disponibilità di questo lavoro, e insieme a Zahi Hawass, che ha scritto il soggetto, ricordo sempre, molto importante, certo. Abbiamo tirato su quest'opera che ha attraversato anche il Covid. Insomma, alterne vicende. Abbiamo un video, una clip video, che ci permette di entrare in qualche modo nel mood, nelle atmosfere, no? Che noi riusciremo a vivere al Teatro Antico di Taormina. Devo dire, tra l'altro, Francesco, questa meravigliosa commistione, ecco, mettiamolo come tappeto di immagini, ma lo sentiamo anche ovviamente, questa meravigliosa commistione tra le influenze, no? L'Egitto e quel luogo, cioè è il Teatro Antico di Taormina, cioè come dire un mischiarsi di una cultura dentro l'altra. Guarda, proprio la settimana scorsa, 10 giorni fa, è venuto Zahi Hawass per un premio al teatro, l'ha annunciato al Teatro Antico di Taormina. Appena entrato in quel teatro, non c'era mai entrato, ha detto, è detto da un egittologo, da un grande archeologo come lui, sentire quell'espressione, wow, ha detto la facciamo qui l'opera, è rimasto veramente incantato, e siamo tutti felici che la prima volta in stesura completa che viene messa in scena sia fatto proprio al Teatro Antico di Taormina. Ecco, abbiamo anche la locandina, no, di quello che poi sarà questo spettacolo del 29 agosto al Teatro Antico di Taormina. Ma chi era Tutankhamon? Tutankhamon in realtà non era uno dei più importanti faraoni della storia dell'antico Egitto, era un faraone ragazzino passato alla storia, perché si tratta dell'unico faraone il cui corredo funerario è stato trovato intatto. E questo suscitò la fantasia nel 1922, anno della scoperta, di tutto il mondo. Ci fu la Tutankhamon mania in quel periodo. Sì. E scoppiò tutto un mondo che riguardava l'arte, compreso il cinema con il film La mummia e tutto il resto. E non era mai stato fatto niente del genere su Tutankhamon, ed allora Zahi Hawass ha avuto questa brillante idea. Beh, sicuramente sarà uno spettacolo del quale insomma si parlerà molto, ma ci torniamo tra un attimo. Voglio andare da Dario, che è un artista
è un cantautore molto sensibile, che devo dire trae moltissimo dalla vita quotidiana, no? Dalla sua interiorità, dal valore di un abbraccio, per esempio, Dario. L'abbraccio è quello che accade molto spesso durante uno spettacolo, no? Non fisico, ma in qualche maniera c'è un abbraccio emotivo. Che suggestioni ti evoca, per esempio, uno spettacolo come questo? Tu sei uno che pesca un po' nella storia. Guarda, intanto già il mio cognome parla da te, chiamandomi Greco, anche sì. io ho qualcosa da poter raccontare. E dici bene, Roberta, quando parli delle sensazioni che può dare un abbraccio, soprattutto in un contesto, in uno spettacolo che ha un forte impatto emotivo. Ti dico che, a parte l'abbraccio che può arrivare alla gente in termini di comunicazione, in termini di espressione, ti garantisco che gli abbracci più belli in quei contesti avvengono anche prima dell'inizio del concerto, dietro le quinte, quelli quando ci si dà gli in bocca al lupo, quando ci si abbraccia tra i musicisti, operatori, colleghi, perché ci si dà forza, ci si incoraggia, e soprattutto dopo, quando c'è quell'abbraccio finale a scena aperta in cui si ringrazia il pubblico, e lì c'è uno scambio visivo, fisico, dove la gente ti ringrazia per quello che noi abbiamo dato sul palco e noi ringraziamo invece per quello che abbiamo ricevuto. Allora, non ho detto la parola abbraccio a caso, caro Francesco, perché questo signore che vedi collegato un giorno ha pensato bene di bendarsi. Mandiamo il video, mandiamo subito il video, lo mettiamo prima un po' in sottofondo e facciamo proprio vedere questo pre-video, mettiamola così, eccolo qua. Ecco, vedete, lui si è bendato, si è messo lì a Catania, dov'eri? A Piazza Duomo, dov'eri? In piena Vietnea, centro storico Vietnea. Ecco, e ha in qualche decenni di vita artistica sulle spalle. È vero, siamo dentro, assolutamente. Poi detto da te, Roberta, detto da te, insomma, io sono quasi una Flintstone, mettiamola così, insomma, o proprio vado oltre da un punto di vista, ma non sembro una ragazzina. Allora, è il tuo nuovo album, è il racconto di tante emozioni. Noi oggi abbiamo dato spazio a Leggera Miopia, ma c'è tanto, ci sono anche i ritmi più incalzanti, c'è una canzone insieme a Mario Venuti con il quale hai sempre collaborato, insomma è il racconto di una genuinità e di una capacità di esprimere con, dico sempre, gentilezza, lo vedi, te l'avevo detto che è un uomo gentile, quasi da altri tempi, la tua interiorità. Che farai quest'estate? Poi un po' in giro con la tua musica? Allora sì, Roberta, sto facendo tanta promozione, come grazie anche a te, quest'estate sarò un po' in giro, farò delle apparizioni anche un po' improvvise, come ho fatto per l'esperimento di Leggera Miopia. Sto già preparando qualcosa per l'autunno, che è un momento stagionale che io fondamentalmente preferisco, perché mi fa ritrovare, mi fa concentrare, mi fa ritrovare in degli spazi con le persone giuste, con il sound giusto, quindi e tante cose in ballo, ancora Radio DJ, so che sei amatissimo lì da Linus, ti programmano, com'è? Ancora andrai c'è un bel rapporto, è nato un bel rapporto spontaneamente, quasi direi in maniera molto casuale, e ho questa fortuna di poter raccontare questo legame che mi unisce a Sua Maestà Linus, come la chiamo io, che ogni tanto passa le mie canzoni, insomma c'è questo bellissimo scambio di energie e di stima. Grazie Dario, saluto anche te, noi ci dobbiamo adesso concentrare sull'antico Egitto, ma in bocca al lupo, alla prossima, grazie, ciao. Ciao Dario. Allora, una foto che ti ritrae insieme a Zahi Hawes, devo dire che onestamente, insomma, amatissimo, stimatissimo, lui è certamente un'autorità, però anche questo rapporto, no, con te, diciamo la verità, anche se tu non ti vuoi prendere meriti più di tanto, però lo ha portato in questa terra. Sì, lui ha scoperto la Sicilia grazie al sottoscritto, perché tutto è iniziato per caso con il loto del papiro, e siamo entrati subito in sintonia, una specie di energia
tra antichi egizi, no? Tra me e Zai, e adesso siamo un po' come padre e figlio, ci divertiamo, quando siamo insieme passiamo delle ore meravigliose, al di là dell'arte, al di là di tutto, al di là dell'archeologia, certo, e degli interessi che abbiamo in comune, no? Allora, ci fermiamo un attimo, c'è una pausa, andiamo poi a chiudere perché vogliamo un po' di anticipazioni su come sarà questo spettacolo il 29 di agosto. A tra poco. Eccoci qua, siamo tornati nell'ultima parte del nostro focus, stiamo parlando di Tutankhamon, l'opera lirica, il 29 agosto al Teatro Antico di Taormina. Che spettacolo vedremo, Francesco, che ricordiamo autore del libretto? Vedremo uno spettacolo importante, uno spettacolo in linea con la tradizione dell'opera lirica, ma con qualcosa di innovativo, sia nella sceneggiatura, sia nella regia, nella scenografia. Ricordo che la regia della messa in scena la sta curando Salvo Samperi, la scenografia la sta curando Dario Cherubino con i suoi videomapping, quindi stiamo costruendo appositamente per il Teatro di Taormina una struttura adeguata e che possa essere innovativo. Per quanto riguarda l'immagine che vedete, è un quadro di Benedetto Poma, quindi abbiamo trascinato dentro questa avventura il meglio della nostra città. Benedetto Poma è uno dei più grandi pittori contemporanei che ha voluto regalarci questo quadro, che è un quadro bellissimo che alla fine di questa avventura Benedetto metterà a disposizione del Museo Egizio del Cairo, in maniera da ricordare la prima presentazione avvenuta al Cairo a febbraio. E quindi abbiamo creato un vero e proprio circuito che si è adeguato alle musiche, che sono musiche tradizionali ma anche musiche innovative. Ecco, è proprio questo che io ti volevo chiedere. Allora, il linguaggio, che è un linguaggio musicale, ovviamente curato da un grandissimo, col quale insomma tu ti accompagni da tanti anni, perché insomma è un artista di cui ti fidi, che è Lino Zimbone, ma anche il linguaggio proprio dell'opera. Che cosa è profondamente tradizione, cultura? Che cosa è invece innovazione? C'è un linguaggio che ci può ancorare al presente? Allora, dal punto di vista musicale, te ne parlo perché un po' di musica ma giusto l'ho un masticata. Po', ma anche perché le sue altre 350 competenze oggi non le abbiamo citate, però. Non sono musicista, però mi sono occupato un po' di musica. È vero. Allora, dal punto di vista musicale, la tradizione lirica italiana viene ovviamente rinfrescata, e vi sono delle influenze che mi riportano a sonorità cinematografiche, come per esempio Hans Zimmer, no? Certo. E quindi Lino ha fatto un lavoro straordinario di unione tra l'aspetto tradizionale e l'aspetto moderno. Invece per ciò che riguarda il libretto, le parole, mi sono rifatto alla tradizione lirica dell'Ottocento, quindi mi sono catapultato in quel periodo lì, mi sono ispirato ad Alfieri. Ad Alfieri? Ad Alfieri, ho studiato quel tipo di prosa e ho tirato fuori, unendo ovviamente le mie competenze egittologiche, un testo adeguato che oggi anche lo stesso Tutankhamon potrebbe apprezzare. Diciamo che questo spettacolo al Teatro Antico di Taormina in agosto è certamente un volano per l'International, no? Per tutto il resto del mondo, perché chiaramente è uno spettacolo che si fa in un luogo dove il turismo impera e impererà certamente anche in quella data, quindi il vostro sarà un messaggio che si manderà al mondo, mettiamola così. Tra l'altro abbiamo avuto la presenza già, la conferma della presenza del ministro della cultura egiziano, verrà anche l'ambasciatore egiziano in Italia, abbiamo invitato anche i rispettivi italiani, vediamo se verranno, ancora da parte loro non abbiamo ricevuto conferma, ma contiamo di averla, e ovviamente ci inseriamo in un contesto, come dicevi tu, turistico, certo, in cui l'idea, il concetto stesso di Tutankhamon è un concetto che ispira tantissima fantasia. Peraltro nel ruolo di Nefertiti abbiamo il meglio del meglio, perché abbiamo Susanna Rigacci. Appunto, dobbiamo dire qualcosa del cast, esatto. Stavamo dimenticando una cosa importantissima. Vai avanti pure. Non posso dirti tutto, no. Ti dico soltanto che nel ruolo di Nefertiti c'è Susanna Rigacci, che
tutti conosceranno come la cantante di Ennio Morricone. Certo. Avremo anche Chiara Salerno, che è un soprano molto importante, che è venuto con noi in Egitto a fare la presentazione all'ambasciata egiziana dell'opera, un coro totalmente catanese. Ah, bene, ma queste sono notizie importantissime, quindi diciamo che il cast mette radici e dà le radici nella terra, nella nostra terra, nel nostro paese. Esattamente, abbiamo cercato di prendere il meglio e sta assemblando tutto il maestro Lino Zimbone e sono fiducioso che verrà fuori veramente uno spettacolo all'altezza della situazione. Quanto amore, quanto interesse c'è da parte anche delle nuove generazioni nei confronti dell'Egitto? L'Egitto ha tantissimo interesse, i ragazzi sono appassionati dell'antico Egitto, soprattutto dell'aspetto misterioso, che poi è quello che avvicina le persone all'antico Egitto. Ci sono dei blog di egittologia nel mondo con cui collaboriamo, ce n'è uno in particolare, voglio ricordarlo, Alice e Norma, che è un blog su Facebook che ha milioni di iscritti in tutto il mondo e che ci mette anche a disposizione le sue pagine per poter promuovere le nostre cose, anche l'opera lirica Tutankhamon. Allora, noi ci rivedremo per raccontare com'è andata, per cercare di avere anche delle immagini un po' esclusive, mettiamola così. Francesco, abbiamo una piccola raccomandazione con te, quindi ci faremo dare, no, delle immagini, perché credo che saranno davvero, sarà davvero uno spettacolo del quale che lascerà il segno al Teatro Antico di Taormina. A te ovviamente in bocca al lupo, perché so che stai scrivendo, che sei all'opera con un nuovo libro, mi sembra di aver capito da alcuni dettagli che stai scrivendo un nuovo romanzo dopo i grandi successi. Sempre ambientato in Egitto. Sempre no, tanto per sempre ambientato in Egitto. Allora, grazie davvero, che sia una buona estate, che sia una buona estate per tutti voi che ci avete seguito, tanto spettacolo di qualità in questa terra, tante suggestioni, tante emozioni per un pubblico assolutamente trasversale. Noi ci fermiamo qui, ma mi raccomando, domani non perdete l'ultimo appuntamento di questa stagione con la collega Lorena Dolci. Da parte mia, grazie davvero per aver seguito il nostro approfondimento post TG. Buona estate a tutti.